Benvenuti in questo mercoledì mattina da Trento, benvenuti e ben ritrovati. Il torneo delle regioni è il gran giorno degli allievi del mister Andrea Furlano, gli allievi che disputano il quarto di finale nella loro categoria contro la Campania. Gli allievi sono l'unica formazione l'unica delle tre nostre rappresentative ad essere arrivati fino a questo punto. La formazione di Furlano ha chiuso al primo posto il girone E di qualificazione, tenendosi dietro avversari tostissime come Toscana e soprattutto come il Veneto, un Veneto che è stato sconfitto dai nostri ragazzi per 6-1, un risultato storico che, al di là di come andrà a finire questa manifestazione, resterà negli annali e nelle nostre bacheche, nei nostri ricordi, come una delle più strabilianti prestazioni della nostra formazione in un trofeo delle regioni come questa 56esima edizione, che ci ha visti spesso protagonisti. Con questa squadra, soprattutto con questo nucleo, alcuni giocatori sono reduci anche dalla vittoria nel torneo giovanissimi di qualche anno fa, e quindi è chiaro che ci aspettiamo, una squadra che ha valori tecnici importanti, ci aspettiamo di poter godere di una bella partita anche questa mattina. So che siete in tantissimi, ci state seguendo in diretta su Udinese TV e anche in diretta streaming sul sito www.udinese.tv. C'è stato un ritardo nel programma perché è andata ai tempi supplementari la partita precedente, il quarto di finale precedente, con la gara che è andata ai tempi supplementari. Al secondo tempo supplementare, per fortuna, ha fatto gol la Lombardia, e quindi ha scongiurato anche l'ipotesi calci di rigore che avrebbe fatto slittare ulteriormente anche questa partita. Ma siamo tutti pronti, siamo ai blocchi di partenza. Friuli Venezia Giulia contro Campania, quarto di finale del trofeo, del 56esimo trofeo delle regioni nella categoria allievi. Giochiamo con la maglia blu, calzettoni gialli, e questa è la nostra divisa, mentre la Campania ha adottato la divisa totally white. È una bella struttura questa in cui ci ritroviamo a giocare, è una bella struttura. Questo è il campo di Pergine, via Dante, quindi una buona struttura ci consente anche una buona visibilità. Per chi ci ha seguito anche nelle partite precedenti, nelle giornate precedenti, sa perfettamente che le strutture avevano un buon terreno di gioco, ma recinzioni, tribune poste in mezzo agli alberi, piuttosto che situazioni complicate, ci hanno messo in notevole difficoltà. Abbiamo fatto fatica a seguire questo torneo. Stiamo commentando la partita dal tubo in Galleria Antivaria Udinese TV e siamo pronti per iniziare una nuova avventura. Vi do anche le formazioni. Mentre inizia la partita vi do le formazioni in campo quest'oggi agli ordini del signor Muser della sezione di Trento. Friuli Venezia Giulia, numero 1, il portiere Luca Bulfon, gioca con la Manzanese. Il numero 4, Andrea Carlevaris, gioca con il San Luigi. Il numero 6, Samuele Cestari, gioca con la Manzanese. Il numero 7, recuperato dal leggero infortunio alla caviglia, anche il goleador di ieri, dell'altro ieri, Thomas Clarini D'Angelo, centrocampista della Profagagna. Il numero 9 Gabriele Cottiga del San Luigi. Il numero 10 Stefano Crevatin, gioca con la Triestina. Il numero 11 Tommaso Del Fabbro dell'Oltre. Il numero 13 Daniele Fabris del San Luigi. Il numero 14 Michael Facca del Donatello. Il numero 19 Alberto Trevisan, gioca con il Casarsa. Il numero 20 Filippo Zuliani, portacolori del 13esimo. In panchina ovviamente c'è il mister Andrea Furlano con i suoi collaboratori 800 Romano De Battisti, il fisioterapista Zilli e il dirigente ufficiale Massimiliano Ugubiani. In zona ci sono anche Flavia Daneluti e Fabrizio Chiarvesio, che sono i delegati del comitato regionale. La Campania, che gioca, lo ripeto, in maglia bianca, in porta il portiere Luca Bisogno, il numero 2 Luca Liguori,
il numero 3 Carlo Russo, il numero 4 Fabio Muccio, il numero 6 Andrea Iannuzzi, il numero 7 Giovanni Filosa, il numero 8 Gianni Attanasio, il numero 9 Antonio Ambrosio, il numero 10 il capitano Cristian Nunziante, il numero 13 è Pio Alessandro Palumbo e il numero 14 è Salvatore Esposito. L'allenatore della selezione allievi della Campania, mentre andiamo già vicini all'occasione gol, è il signor Valerio Gazzaneo. I suoi collaboratori sono Salvatore Stringile, Giuseppe Del Vecchio, Massimiliano Pisciselli, Domenico Russo e il dirigente accompagnatore ufficiale che è Giuseppe Visone. Siamo andati vicini al gol con un colpo di testa. Allora, se tanto mi dà tanto nelle partite precedenti, contro il Veneto al primo affondo abbiamo fatto gol, contro la Toscana al secondo affondo abbiamo fatto gol. Vediamo cosa succede oggi. Giochiamo anche sulle ali dell'entusiasmo, forti di una convinzione nei nostri mezzi maturata dai risultati del girone di qualificazione. Occhio a Crevatin che ha modo di operare sull'out di sinistra, gli impone l'alt Liguori mettendo il pallone in fallo laterale. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta. Ci sono tanti dirigenti, tanti genitori, anche tanti addetti ai lavori, giornalisti piuttosto che osservatori, curiosissimi di vedere come andrà a finire questa avventura degli nostri allievi. Chiaramente un occhio di riguardo per genitori, dirigenti e allenatori, per i propri ragazzi appartenenti ai propri club che stanno facendo un'esperienza fondamentale, non solo sportiva ma anche di vita in questo torneo. Il corner sul quale esce il portiere campano Luca Bisogno, poi ribadito in avanti il pallone con il nostro centrocampo che prova a tenere alta la pressione. Si sviluppa il gioco della Campania, ma Buffon è attento ai limiti della propria area e anticipa il movimento in profondità dell'attaccante campano con il numero 9 Antonio Ambrosio. Gioca con la Sarnese. Tutti i giocatori della Campania in campo sono dei classe 2000. In panchina per i nostri avversari ci sono il 2001 Calabrese e l'altro 2001 che è Gaetano Domanico, mentre noi nella nostra squadra abbiamo in campo il 2001 Daniele Fabris e in panchina ci sono gli altri 2001 Candotti, Cocolet. Candotti e Cocolet sono i due 2001 nati nel 2001 a disposizione di Andrea Furlano con Daniele Fabris del San Luigi in campo. Ancora un calcio di punizione proprio davanti alla panchina dei nostri avversari. Piazzata anche la barriera, mentre il resto dei giocatori d'attacco sono nei pressi dell'area di rigore. Non riuscito lo schema, anche se manteniamo comunque l'opportunità di possesso. No, perché c'è un fallo di Thomas Clarini, fallo tattico che frena l'opportunità di ripartenza della Campania. Calcio di punizione già battuto da Muccio. Eccolo, il numero 4 con il pallone tra i piedi. Fabio Muccio gioca con il Football Club Sant'Agnello. Esposito, Muccio. Sulla sinistra si fa vedere Esposito, Salvatore Esposito. Poi arriva il cross al centro, un po' di affanno per la nostra difesa che non riesce a liberare. Attenzione a Attanasio, perde l'attimo buono per battere la rete. Ancora Campania in attacco, sbroglia la matassa la nostra retroguardia e perfezioniamo anche il recupero grazie a Zuliani, che fa ripartire una nuova azione d'attacco per i nostri colori. Ci siamo guadagnati pure la rimessa laterale con il buon lavoro a centrocampo di Daniele Fabris.
Cotiga. Occhiata in avanti, il pallone non raggiunge Crevatin e resta però in pressione Trevisani, sul quale arriva con grande impeto Filosa, respingendo il Friuli Venezia Giulia nella propria metà campo. Ancora Filosa, ribadisce in avanti su Ambrosio, Ambrosio va all'1 contro 1 contro il nostro difensore centrale Michael Facca, il pallone arriva sul lato di sinistra per il numero 10 campano, capitano Nunziante, respinto con perdite dall'ottimo lavoro in copertura di Fabris, che poi carbura la transizione offensiva del Friuli Venezia Giulia, rotta da un fallo subito poco oltre la linea del metacampo di Thomas Clarini, abbattuto. Guadagna il calcio di punizione il giocatore della Profagagna, che è in campo reduce da un infortunio alla caviglia, è stato curato dallo staff sanitario del Friuli Venezia Giulia. Un plauso anche al medico, al fisioterapista, massaggiatore Marco Zilli, che è riuscito a rimettere in piedi il nostro numero 7, pallone che spiova in area di rigore, Bisogno la allontana con i pugni, ripartenza della Campania velocissima, ma il lancio è mal calibrato e dunque il nostro portiere Luca Bulfon, estremo difensore della Manzanese, senza troppi fastidi può gestire il recupero del possesso. Cestari, Trevisan, la verticale per Crevatin, non supera il raddoppio difensivo sul pallone tra i piedi di Muccio, che poi attraverso Attanasio sbaglia il passaggio sulla destra. Siamo in area di rigore della Campania con il movimento di Del Fabbro, che si guadagna un altro calcio d'angolo sul punto di battuta dalla bandierina. Andrea Carlevaris, attaccante del San Luigi, uno degli eroi della vittoria a San Siro qualche anno fa, categoria giovanissimi. Calcio piuttosto abbondante da parte di Carlevaris, si impegna da quest'altra parte per tenere il pallone in campo Trevisan, ma la rimessa laterale è per la Campania. Siamo al 10° minuto del primo tempo. Abbiamo avuto una chiara occasione da gol dopo 2 minuti. Adesso cerchiamo di prendere il pallino del gioco. Carlevaris va all'inseguimento della palla, conquistandola sulla tre quarti. Poi il passaggio in avanti, l'assist verso Crevatin, si allunga per quanto può l'attaccante della Triestina, non riesce a entrare in possesso di palla. Eccellente l'idea di Carlevaris, che ha visto il taglio del giocatore col numero 10. Peccato, poteva essere una ghiotta occasione gol. Del Fabbro si dà molto da fare il giocatore dell'Oltre in fase di non possesso per andare in copertura e magari garantirci qualche recupero lì sulla tre quarti. La rimessa laterale ora è per la Campania. D'Angelo, Clarini, Thomas, cognome più lungo non poteva esserci, ma lo dico volentieri perché Thomas Clarini D'Angelo sta disputando un torneo delle regioni di grande impatto. Mi sta piacendo molto il giocatore della Profagagna, attivo sia a centrocampo sia in fase di finalizzazione. È stato proprio lui l'autore del gol con cui l'altro ieri abbiamo sconfitto la Toscana. Questi è Crevatin.
gioca sempre molto largo Crevatin, poi con la sua tecnica mette un pallone al centro, non aggancia ancora proprio D'Angelo, Clarini. Magari scrivetemi un WhatsApp se preferite che lo chiami Clarini, se lo chiami D'Angelo, se lo chiami Clarini D'Angelo. Io lo chiamerei anche Thomas, semplicemente, dal momento che non ci sono altri Thomas nella rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. Siamo in copertura la Campania con il numero 2 Liguori, questi è Esposito, ora Muccio che gioca da playmaker nel cerchio di centrocampo, forma proprio con Salvatore Esposito la coppia di mediani centrali piazzati lì dal selezionatore campano Valerio Gazzaneo. Esposito gli contende il pallone sull'out di sinistra del nostro schieramento difensivo Alberto Trevisan, l'ultimo a toccare è stato proprio il laterale del Casarsa Calcio, rimessa con le mani per i nostri avversari nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. A liberare il movimento e adesso abbiamo un'altra opportunità in attacco del Fabbro, bravo a far salire la squadra, poi c'è un lancio verso Crevatin, rinuncia ad inseguire la palla l'attaccante della Triestina, infatti chiede ai suoi compagni ma giochiamola, è stato chiaro anche il gesto, non abbiamo fretta di arrivare. Crevatin gode comunque di discreta libertà lì sul fronte sinistro del nostro attacco, potremmo sfruttare la tecnica, l'imprevedibilità, gli istinti offensivi del nostro numero 10. Ora Cestari va a controllare il pallone che però è uscito dal campo e quindi ci sarà la rimessa con le mani per Giovanni Filosa, anzi no, lascia l'incarico a Luca Liguori. Clarini in fase di interdizione, probabilmente è lui l'autore del fallo, sì, gamba tesa per il giocatore della Profagagna. L'arbitro va a chiedere al suo assistente di linea, che probabilmente è anche un dirigente della Campania, di rimanere tranquillo e pensare a fare il proprio dovere sulla fascia laterale. Attenzione al calcio di punizione con Salvatore Esposito sul punto di battuta. Pallon bella in area, nessun problema per Buffon. Ringrazio Fabio Berti, direttore sportivo del Precenicco. Ok Fabio, sarà d'ora in avanti semplicemente Clarini il nostro numero 7. Se però segna un gol lo chiamerò proprio con tanto di secondo cognome, nome, numero di maglia e anche numero di scarpe. Basta che gonfi la rete dei nostri avversari quest'oggi, il giocatore collinare. Occhio alla Campania in attacco, Filosi, Esposito, un'occhiata in avanti, invece preferisce appoggiarla su Muccio. Muccio di tecnica in dribbling, si avventura in area, spara la Berta dai 30 metri, si accartoccia in presa bassa Luca Buffon. Blocca in presa l'estremo difensore della Manzanese. Anche noi però non approfittiamo di questo cambio di possesso. Dobbiamo fare particolarmente attenzione a essere più efficaci proprio nella zona lì della tre quarti in su. Occhio però, proprio in questo momento, Crevatin si guadagna un pallone in area di rigore. Crevatin la mette sul primo palo, la piazza. Ottimo il riflesso di Luca Bisogno che
si tuffa alla sua sinistra, va a coprire proprio la zona di porta dove aveva piazzato la boccia Crevatin. Altra azione gol per il Friuli Venezia Giulia, ed è già la seconda nitida. Ora Filosi, un po' disinvolto nel disimpegno dopo il recupero della palla. Campania che prova a distendersi in attacco con Nunziante. Nunziante si accentra, ma bravissimo proprio Clarini, che è rientrato velocemente nella fase difensiva per andare a coprire quella zona di campo. Fallo subito da Daniele Fabris, e non può esimersi dall'estrarre il cartellino giallo il signor Muser di Trento, il fischietto di questa partita. Questa partita che, vi ricordo, è iniziata con circa un quarto d'ora di ritardo, perché la gara precedente, disputata proprio su questo campo, era il quarto di finale dei giovanissimi, vinto dall'Umbria, che ha eliminato il Veneto. Ancora siamo protagonisti nella di rigore con il solito Crevatin. Crevatin trova modo di operare un cross dalla sinistra. Sul difensore campano c'è il fallo di Del Fabbro, altra gamba tesa, se ne accorge l'arbitro e decreta il calcio di punizione per i nostri avversari, quando siamo arrivati quasi al 20°, quindi quasi alla metà del primo tempo. Avanza Trevisan, centralmente su Del Fabbro, che detta il passaggio a Crevatin. Crevatin ha un'altra idea, ma perde palla il numero 10. Siamo però ancora in pressione. Alto cross per la testa di Del Fabbro. C'è un fischio dell'arbitro che ha visto evidentemente in fuorigioco l'attaccante dell'Oltre. E quindi calcio di punizione ancora a disposizione del portiere campano Luca Bisogno, estremo difensore della Cavese, classe 2000. Uccio cambia gioco da quest'altra parte. Liguori, contrastato efficacemente da Trevisan, che poi copre la fascia laterale. Sbagliato il passaggio verso l'esterno del Casarsa. Alberto Trevisan, classe 2000. Del Fabbro, punto di riferimento centrale offensivo della nostra formazione, però siamo anche molto attenti a coprire bene tutte le zone del campo in fase di non possesso. Campania cerca Pertugio sulla sinistra del suo fronte d'attacco, arriva un cross facilmente respinto da Facca, restano lì i nostri avversari, altro campanile in attacco, e questo è il gioco pericoloso per il capitano campano Cristian Nunziante. Nessun problema comunque per Buffon, che era già entrato
in possesso della palla. 22esimo, superata la metà del primo tempo, abbiamo avuto due nitidissime occasioni gol, ma siamo ancora sullo 0-0 nel quarto di finale contro la Campania. Altro fallo e ci sarà bisogno dell'intervento del soccorso dei sanitari della panchina del Friuli Venezia Giulia a verificare le condizioni di, mi pare sia Clarini, che sappiamo ha una caviglia ballerina, quindi necessita di particolare cura sull'arto infortunato. Ne approfitta il tecnico campano Valerio Gazzaneo per dare qualche disposizione tattica ai suoi centrocampisti. Discute proprio con Fabio Muccio, numero 4, il playmaker, che gioca con il Sant'Agnello Football Club. Infatti poi si è rialzato, no, non era Clarini, era Tommaso Del Fabbro, che è costretto a uscire per qualche istante. Lo vedo comunque zompettare e quindi sarà pronto a rientrare non appena il signor Muser di Trento glielo consentirà. Calcio di punizione per noi, pallone che spiova in area di rigore. Cottiga prova a ribadirlo in avanti, poi Trevisan spedisce la palla nella zona di Carlevaris e bravo Buffon, ancora molto attento ad uscire con i piedi, disinnescando il pericolo che poteva nascere dalla ripartenza della Campania. Siamo ancora in 10 contro 11. Trevisan, c'è Stari, Facca, sbaglia il passaggio in avanti Facca e poi va anche al contrasto, ma alla meglio Nunziante. In ogni caso il nostro centrale difensivo mette il pallone in fallo laterale, permettendoci un posizionamento in difesa più consono alle necessità del momento. È rientrato nel frattempo Del Fabbro, quindi ristabilita la parità numerica 11 contro 11. La palla è sempre per i nostri avversari, che spingono molto lì sulla sinistra. Muccio in avanti verso Nunziante, ancora palla fuori e rimessa con le mani per la Campania. 25esimo. Con Buffon che blocca con sicurezza questo cross da fondo campo, con cui la Campania intendeva servire Filosa, appostato sul secondo palo. Cottiga si resta di là. Avanziamo con l'iniziativa verso Del Fabbro, che insegue vanamente la boccia. Si spegne a centrocampo, a fondo campo. Mentre se ne va l'Umbria con il pullman che avete visto passare dietro la porta dell'estremo difensore campano Luca Bisogno. C'è stato anche un colpo di clacson. Quasi a voler ribadire la contentezza dell'Umbria per aver raggiunto le semifinali del torneo giovanissimi, avendo appena sconfitto il Veneto. Così a occhio e croce, discreta ecatombe di eliminazioni per il Veneto, che non ricorderà certo questo 56esimo torneo delle regioni 2017 come una delle edizioni più fortunate,
A questo punto tutte le rappresentative venete sono state eliminate e abbiamo ancora negli occhi lo strepitoso 6-1 con cui proprio i nostri ragazzi in campo oggi, gli allievi di Andrea Furlano, hanno demolito i cugini di Rimpettai domenica. Al piccolo trotto la Campania, ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco del primo tempo, Campania che per il momento non è ancora riuscita a impensierire davvero il nostro portiere. Questo è un fallo in attacco di Crevatin che è andato a contendere un pallone ad alta quota a Luca Liguori, ha avuto la peggio il difensore campano, al quale comunque il signor Muser ha concesso il fischio per il fallo subito. Cerchiamo di avere tutti gli uomini sotto la linea della palla, molto compatta la squadra di Furlano, molto attenta ai movimenti, una fisarmonica fino a questo punto molto efficace. Dobbiamo continuare così. Filosi sbaglia il controllo sull'out di destra, ci regala la rimessa laterale, poi anticipato del Fabbro, poi sbaglia pure Trevisan e lui a questo punto a concedere la rimessa laterale ai nostri avversari. Liguori con le mani, c'è Esposito lì sulla verticale, ma il pallone è tra i piedi dell'attaccante campano Antonio Ambrosio, classe 2000, gioca con la Polisportiva Sarnese. Calcio di punizione per i nostri avversari. Come al solito Carlevadis e Crevatin sono i due giocatori deputati a formare la barriera su questi calci piazzati degli avversari. Batte con il mancino il giocatore Carlo Russo, esterno della Rinascita Sangiovannese. Attento Buffon, non si lascia sorprendere. Poi ripartenza Friuli Venezia Giulia, ottimo lo spunto di Fabris, respinto dalla retroguardia campana. Poi sbaglia il controllo Zuliani, mentre c'è un fischio del signor Muser che decreta un calcio di punizione per noi nei pressi della linea di metà campo, andando anche a dire due paroline a Ambrosio, mentre c'è un giocatore campano finito per le terre, poco fuori dall'area di rigore dei nostri avversari. Ovviamente la telecamera non stava inquadrando in quella posizione, quindi non sappiamo bene cosa sia successo. Dieci minuti circa al termine, più eventuale recupero in questo primo tempo del quarto di finale della categoria allievi tra Friuli Venezia Giulia in maglia blu e la Campania in maglia bianca. Dovrebbe rialzarsi Luca Liguori, ma uscirà dal campo perché c'è il fisioterapista massaggiatore dentro il rettangolo di gioco, ne approfitta per spruzzare un po' di ghiaccio sulla caviglia di Muccio anche, quindi un pardoi, si dice dalle mie parti, e dal momento che l'arbitro ha fischiato, perché la batte da lì Buffon? Forse c'era fuori gioco? Può darsi, forse ha fischiato fuori gioco, mentre l'arbitro consente a Liguori di
rientrare dentro il rettangolo di gioco, altro gioco pericoloso e altro calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia. Evidente l'intervento in gioco pericoloso del Fabbro. Il Fabbro raddoppiato l'attaccante dell'Oltre, bravo a tenere in avanti il pallone e a guadagnare una rimessa laterale, se ne incaricherà Trevisan. Che dispone di un lancio a lunga gittata, potrebbe arrivare anche in area di rigore, e invece preferisce il lancio lungo proprio su del Fabbro. C'è anche Clarini in zona lì. Pallone tra i piedi di Fabris che perde l'attimo buono per battere la rete, si impegna anche Crevatin, Fabris batte a colpo sicuro, ribattuto sulla schiena di un avversario. Cottiga mantiene in pressione il Friuli Venezia Giulia, Zuliani. Cottiga centralmente, di prima in avanti con Fabris che perde l'aggancio con la boccia, è anticipato però da quest'altra parte Ambrosio. Siamo attenti in fase difensiva, Facca soprattutto ha un bel da fare per tenere a bada il numero 9 Campano, ma finora si è disimpegnato particolarmente bene il giocatore del Donatello. Altro calcio di punizione, gioco molto spezzettato, il ritmo della partita altalenante, non particolarmente piacevole, siamo sempre sullo 0-0 e mancano poco meno di 7 minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo. Carlevaris aveva spazio sulla destra, ma l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione per un... È stato l'arbitro a richiamare i sanitari, con Del Fabbro che diceva sì, beh, no, ma io potevo tranquillamente proseguire. A terra c'è invece, credo sia Clarini, no, l'arbitro ha chiamato i sanitari anche perché probabilmente ha visto un colpo in testa, infatti è curato poco sotto il... no, sì, è Clarini invece che ha preso questo colpo sotto il naso, lì sul labbro superiore, e quindi l'arbitro ha chiamato i sanitari. Il punto è che Clarini dovrà uscire dal campo a questo punto, mentre ci fosse stata la regola del vantaggio che non si può applicare in questo determinato frangente, quindi ha fatto bene l'arbitro a fermare il gioco. Carlevaris aveva spazio di manovra là sulla destra. Esce Clarini per qualche istante. Sul punto di battuta, Capitan Carlevaris. C'è anche Cottiga. C'è anche Crevatin, ovviamente. Si allontana il nostro numero 9, quindi restano Crevatin e Carlevaris. Si stanno ancora spiegando i due capitani sul perché ci sia questo calcio di punizione. È stato convincente Carlevaris, tant'è che il capitano Campano Nunziante ha detto vabbè, vabuo, come dicono a Napoli. Occhio a Crevatin in area di rigore, spalle alla porta. È costretto a uscire il nostro numero 10, fa possesso palla, poi la mette in mezzo e guadagna un calcio d'angolo, esattamente ciò che voleva. Ha raccolto il massimo il giocatore della Triestina, bravo. La tecnica di Crevatin, sempre molto utile in queste circostanze. Corner corto, pallone che arriva in area di rigore, la gira di testa Cottiga e poi Facca, che era transitato sul secondo palo con l'anda di chi capitasse lì per caso, tenta di coordinarsi senza però avere l'angolo giusto per battere la rete. Si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Luca Bisogno. Siamo negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo.
altro fallo fischiato a Fabris, fischia molto, anzi no, era Carlevaris, fischia molto il signor Muser, impedendo al flusso della partita di scorrere con maggiore linearità. Liguori, Esposito in avanti, stacca di testa Facca, questi è Nunziante, chiede supporto dei suoi centrocampisti, pallone che arriva nell'area di rigore, lo controlla Filosa, lo ributta in mezzo, Buffon controlla, la palla sbatte anche sulla traversa, il nostro portiere era comunque sulla traiettoria, grande numero da parte del giocatore toscano, campano, ma poi Buffon blocca con sicurezza, era proprio nella traiettoria il nostro portiere, il tiro di Iannuzzi. Non impensierisce Luca Buffon. Carlevaris, Fabris, sale anche Zuliani, pallone per Capitan Carlevaris, perde palla il numero 4, occhio alla ripartenza dei campani, ma sbagliano il passaggio in avanti verso Antonio Ambrosio. C'è un cambio per il Friuli Venezia Giulia, quindi Clarini purtroppo è stato costretto a uscire. No, è entrato adesso, no, è entrato ora Clarini, quindi eravamo in 10 contro 11 fino a questo momento. Beh, siamo stati bravi a non correre alcun tipo di pericolo. Ovviamente non essendo lì sul campo non ho la visione laterale per capire cosa stia succedendo attorno al rettangolo di gioco dove si sta disputando il quarto di finale tra Friuli Venezia Giulia e Campania. Per nostra fortuna, dopo le cure del caso, la ferita sotto il naso, tra il naso e il labbro superiore, Clarinieri è entrato in campo ed eccolo subito protagonista di un appoggio in avanti. Fisicamente parlando non è un trofeo delle regioni facile per Clarini, che ha un problema alla caviglia, tant'è che era anche in dubbio per questa partita. Poi ha preso anche un colpo oggi, è stato fuori almeno 5 minuti. Coraggioso anche Furlano a mantenere l'inferiorità numerica in questa situazione. Sempre Clarini protagonista, quando ormai sta per scadere il primo tempo, siamo sempre 0-0, ancora pochi secondi prima di entrare nel recupero e probabilmente almeno un minuto, se non forse 2, il signor Muser li farà rispettare di recupero. Liguori, Filosa si accentra, andando via Cottiga, ma non passa l'ottimo intervento di Cestari che si allunga e poi carbura la ripartenza del Friuli Venezia Giulia. Carlevaris dà respiro alla nostra manovra, chiamando sull'out di destra in azione Zuliani. Facca ben oltre la linea di metà campo. Carlevaris, un'occhiata in avanti, Carlevaris va al dribbling, perde palla il capitano ed è già dall'altra parte Nunziante in mezzo a 3 giocatori in maglia blu, rinviene su di lui proprio Facca, poi Zuliani riesce a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco, no, ci sarà la rimessa laterale per la Campania quando se n'è già andato il primo minuto di recupero. Batti e ribatti, sì, ci saranno almeno 2 minuti. Muccio la manda avanti e interviene Zuliani che gestisce il possesso. Occhiata sulla verticale, Carlevaris si accentra capitano, taglia da quest'altra parte a cercare Crevatin, eccellente l'idea di Carlevaris, ora Crevatin sul plus, attende il supporto dei suoi, arriva per la battuta Carlevaris, pallone tra i piedi del Fabbro che è spalle alla porta, riesce a girarsi ma ne viene fuori un sinistro debole
sul quale si accartoccia in presa Luca Bisogno. Sarei curioso di rivedere ancora l'intervento su Carlevaris, che è stato secondo me toccato sul piede d'appoggio. A questo punto comunque nulla interessa perché finisce il primo tempo in Trentino, quarto di finale tra Friuli Venezia Giulia e Campania. Reti inviolate, 0-0, squadre negli spogliatoi. Ci risentiamo tra una decina di minuti per l'inizio della seconda frazione di gioco. Siamo di nuovo in collegamento in diretta con il Trentino, siamo nell'intervallo della partita del campionato allievi al 56esimo trofeo delle regioni, il quarto di finale tra Friuli Venezia Giulia e Campania. Un Friuli Venezia Giulia reduce dalla vittoria dal primo posto e quindi con la testa di serie nel girone E, un Friuli Venezia Giulia che è riuscito a prevalere in un raggruppamento di qualificazione nel quale le nostre avversarie erano niente po' di meno che Toscana, Veneto e Sicilia, sicuramente tre avversarie di altissimo livello, tre avversarie che siamo stati capaci di tenerci dietro. In questo quarto di finale contro la Campania, nel primo tempo, conclusosi sul punteggio di 0-0, abbiamo avuto due nitide occasioni da gol, una subito in avvio con Del Fabbro e poi una seconda più o meno a metà della prima frazione di gioco, ma non siamo riusciti a gonfiare la porta dei nostri avversari. Una Campania che invece non ha creato grossi fastidi al nostro portiere Buffon. Un pallone ha sbattuto sulla traversa, ma è stato più un caso, c'era comunque il nostro portiere su un cross sporco proveniente dalla destra e poco più qualche tiro, tutti comunque facilmente controllati dall'estremo difensore della Manzanese. Vedremo cosa succederà nel primo tempo. Abbiamo un Clarini in non perfette condizioni fisiche perché è sceso in campo con una caviglia malconcia e poi è stato costretto a una sosta di qualche minuto ai box lì fuori dal rettangolo di gioco per essere curato una ferita tra il naso e il labbro a seguito di uno scontro aereo di gioco. Il giocatore della Profagagna è comunque riuscito a terminare il primo tempo, facendosi anche vedere in fase di finalizzazione. Vediamo però in che condizioni giocherà nella ripresa. Una ripresa che ci vedrà attaccare da sinistra verso destra, ovviamente di rimpetto alla Campania, e già stiamo prendendo le misure con i nostri rilievi, stiamo prendendo le misure alla porta nella quale ci ritroveremo a attaccare nella seconda frazione di gioco. Stanno provando anche dei calci di rigore i nostri, non si sa mai che sia necessaria l'evenienza. Speriamo ovviamente di chiudere la pratica ben prima e guadagnarci quel passaggio alle semifinali che nella passata stagione non siamo riusciti a prenderci. Siamo stati sconfitti in Calabria proprio ai quarti di finale degli allievi dal Veneto. Eravamo anche in quella circostanza in diretta su Udinese TV, come siamo in diretta TV oggi, oltre che sul canale 110 e sul canale 195 in Veneto, siamo anche in diretta streaming sul sito www.udinese.tv. Saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo e tutti coloro che sono anche lì in Trentino a seguito della nostra squadra, che fa ora il suo ingresso dentro il rettangolo di gioco. Verifichiamo se il mister Furlano abbia deciso di concerto con il proprio staff di operare dei cambi. Ho visto Clarini lì, ma questo vuol dire poco. Vediamo se c'è la segnalazione. Allora, l'intercampo Cestari, c'è di nuovo Del Fabbro, c'è di nuovo Zuliani, c'è Fabris, c'è Carlevaris, c'è Crevatin, vedo Buffon, quindi
la linea c'è Trevisan, quindi la linea difensiva è confermata. Rientra ora in campo Cottiga. Dovremmo essere gli stessi 11 con i quali abbiamo terminato il primo tempo, quindi è confermata la nostra formazione. Vedo anche, cerco di capire se la Campania abbia operato dei cambi, non vedo movimenti vicino alla panchina dei nostri avversari, quindi penso di poter dire Clarini c'è, sì c'è, eccolo là, e quindi abbiamo gli stessi 11 che hanno terminato il primo tempo ufficialmente. Allora vi dico prima la formazione della Campania, che in porta ha il numero 1 Luca Bisogno, e poi il numero 2 Luca Liguori, il numero 3 Carlo Russo, il numero 4 Fabio Muccio, il numero 6 Andrea Iannuzzi, il numero 7 Giovanni Filosa, il numero 8 Gianni Attanasio, il numero 9 Antonio Ambrosio, il numero 10 Cristian Nunziante, il numero 13 Alessandro Pio Palumbo e il numero 14 è Salvatore Esposito. Il tecnico campano è Valerio Gazzaneo. Noi invece siamo in campo con Luca Buffon tra i pali, e poi il 4 è Carlevaris, il 6 è Cestari, il numero 7 è Clarini, il 9 è Cottiga, il 10 è Crevatin, l'11 Fabbro, il 13 Fabris, il 14 Facca, il 19 Trevisan, il 20 Zuliani. Mentre il signor Muser chiama a rapporto i due capitani. Cosa stia dicendo loro è arduo da comprendere per noi che stiamo commentando dal tubo in Galleria Antivari. Ringrazio anche il cameraman Nadalutti che ci sta regalando le immagini dal Trentino. Ringrazio anche Francesco Snidero che sta curando la regia su Udinese TV. Friuli Venezia Giulia che attacca da sinistra verso destra, in maglia blu, la Campania maglia bianca da destra a sinistra. Crevatin va a contendere il pallone a Esposito. Il pallone esce dal campo e quindi rimessa laterale per i nostri avversari. Va a chiudere Trevisan, poi Clarini perde l'opportunità di aggancio, la boccia carambola tra i piedi di Buffon. Il rilancio del portiere della Manzanese, batti e ribatti, Cottiga la mette giù, poi fitta il pallone su Carlevalis, gli toglie il pallone dai piedi Russo, poi altra sventagliata a cercare Del Fabbro che gioca l'1 contro 1 corpo a corpo con Carlo Russo. Protestiamo un po', il pallone è ancora in gioco e allora, per non sapere né leggere né scrivere, Andrea Iannuzzi spedisce il pallone direttamente sul lago di Garda con i nostri tifosi che protestavano con l'arbitro. Il tecnico campano si è sentito chiaramente, protestava con i suoi difensori, i difensori campani se le stavano dicendo una con l'altro. Alla fine da tutto ciò emerge l'opportunità di una rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia nella tre quarti d'attacco. Questo era Friulano, questo che si è lasciato andare a un'imprecazione, questo era evidentemente Friulano. Altra rimessa con le mani per Zuliani. Clarini alza un pallonetto a palombella, Fabris spara la Berta di sinistro, tiro leggermente svirgolato, ampiamente fuori dallo specchio della porta, difesa dal portiere campano Luca Bisogno. Bravo Facca
a disinnescare il movimento in avanti di Palumbo, e poi ottimo colpo di tacco che mette in moto Clarini sulla destra del Fabbro, entra nell'area di rigore del Fabbro, si allunga troppo la palla, arriva ancora del Fabbro, centralmente Carlevaris, ribattuto il suo tiro di sinistro, una buona azione, occhio alla ripartenza della Campania, ma Trevisan è attento, respinge il pallone che arriva dalle parti di Bisogno. Siamo al quinto minuto che inizia ora del secondo tempo, sempre 0-0. Bene, in fase di manovra il Friuli Venezia Giulia, sale Zuliani ad assicurare supporto sulla fascia destra, su questa catena che sta costruendo assieme a Fabris. Abbiamo buone opportunità, siamo continui. Intanto complimenti al nostro tifoso che si è portato dietro addirittura il megafono per essere sicuro che anche qui in TV si senta ciò che lui urla, le sue grida di incitamento ai nostri ragazzi. Abbiamo un calcio d'angolo, sul punto di battuta ovviamente Carlevaris. Pallone che spiove in area di rigore, lo smanaccia via Luca Bisogno. Altra rimessa laterale, l'altra parte con Trevisan, poi un cross al centro, Carlevaris addomestica la palla e poi sul controllo non riesce il difensore campano con il numero 3 Carlo Russo a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Carlevaris, pericolo pubblico dentro l'area di rigore avversaria, il movimento di Clarini, poi cross di Zuliani, anticipa il difensore Crevatin senza però riuscire a coordinarsi per la stoccata a rete. Ormai la nostra pressione si fa continua, la Campania non riesce a uscire dalla propria metà campo, dobbiamo essere più ficcanti, più efficaci in fase risolutiva però, perché finora in questo secondo tempo non siamo ancora riusciti a concretizzare la mode di gioco sviluppata. Settimo nella seconda frazione di gioco, ci ritroviamo, perdendo però il possesso. Vedete, la Campania non riesce a costruire un'azione degna di questo nome, neanche noi a dire la verità, perché ancora un errore da parte di Clarini offre ai nostri avversari un'opportunità, ora anche col calcio di punizione battuto da Attanasio a memoria, nessun problema per la nostra retroguardia. Trevisan alleggerisce su Buffon, il rinvio con i piedi del nostro portiere, poi arriva anche Clarini a fare possesso palla, il velo del numero 7 che ha avanzato leggermente il proprio raggio d'azione. Attenzione alla Campania, ma Buffon è attentissimo al limite della propria area. Ottima tecnica, ottimo senso della posizione del nostro portiere, sia tra i pali sia anche quando deve sostare i limiti dell'area per fungere da centrale difensivo aggiunto.
Chissà se riuscite a sentire gli effetti di fondo che ci arrivano dal Trentino, sempre pittoreschi i nostri supporters in trasferta. Alza un pallone Ambrosio, poi Facca anticipa Filosa, Cottiga va a chiudere su Esposito, attenzione che sono in sovrannumero di Campani, Muccio allarga il gioco sulla sinistra per Nunziante, il filtrante del capitano Campano non raggiunge Ambrosio, per nostra fortuna la boccia carambola innocua in braccio al nostro portiere Buffon, che ha già rimesso in gioco il pallone. Carlevalis. La tecnica del nostro capitano, Fabris, filtra il pallone, ancora Fabris, ci sarebbe Crevatin largo sulla sinistra, Fabris invece preferisce mettere un pallone al centro, facile preda dei difensori campani. Da quest'altra parte il solito movimento in anticipo di Facca a togliere l'opportunità di intervento a Ambrosio. Ora la palla è controllata da Capitan Nunziante, il numero 10 della Campania, sul lato di sinistra. Riesce a superare il primo sbarramento, poi Zuliani lo mette giù e potrebbe esserci anche il cartellino giallo, sì, per il difensore del 13°. Si è fatto anche leggermente male il numero 20, reo di aver atterrato sulla tre quarti il capitano campano Cristian Nunziante, numero 10 della Cavese. Ancora Nunziante, stavolta Zuliani gli impone l'alt. E colpo di testa per Filosa, fuori dallo specchio della porta di un Buffon che era comunque sulla traiettoria, stava controllando il movimento della palla. Qui il pallone attraversa tutto lo specchio della porta. È stata una buona combinazione, ma il colpo di tacco che aveva messo Crevatin davanti al portiere è stato anticipato. Già in gioco il pallone del Fabbro chiede il supporto dei suoi compagni sulla fascia, poi bravo Clarini a mettersi tra Nunziante e la palla, a subire il fallo del capitano campano. Cestari. Ottimo il passaggio in avanti a cercare Fabris, ancora il giocatore della Manzanese, possesso palla. Solito lancio in avanti a cercare Del Fabbro, tante maglie bianche attorno a lui. Facca. Clarini. Cottiga di testa su Trevisan che avanza, palla al piede sulla sinistra. Crevatin, il passaggio verso il nostro numero 10, troppo lungo, finisce direttamente oltre la linea di fondo. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco del secondo tempo, 0-0 in una partita che non riusciamo a sbloccare. Pur producendo una mole di gioco ben superiore a quella che è stata in grado di
concretizzare la Campania. Nel primo tempo abbiamo avuto anche due nitide occasioni da gol, a Campania nessuna. Ci riproviamo adesso, Clarini del Fabbro arriva sul fondo, la mette in mezzo, il pallone deviato da Russo che era andato in copertura, ci sarà il calcio d'angolo per noi. Un po' indeciso il signor Muser, che inizialmente aveva fissato il rinvio da fondo campo, ma invece si ravvede il fischietto trentino e ci assegna la battuta dalla bandierina. Crevatin la mette in mezzo, non ci arriva e non riesce a coordinarsi Cestari, che ora va in copertura impedendo la Campania di ripartire. Rimessa con le mani per i nostri avversari. Muccio. Iannuzzi. Lancio in avanti a cercare Ambrosio, sul quale fa buona guardia Cestari. E allora Campania attacca a pieno organico sulla destra. Ma riusciamo a recuperare un pallone, un'opportunità per Del Fabbro. Del Fabbro si avventa verso la porta, la mette in mezzo. Del Fabbro, la palla è entrata! E c'è il gol! Ha preso un effetto stranissimo il pallone, toccato forse non in maniera pulita dall'attaccante dell'Oltre, ma è esattamente quello il dettaglio che forse ha fatto la differenza, perché non toccandola in maniera pulita la palla ha carambolato un po' a destra, un po' a manca, cogliendo anche di sorpresa il difensore della Campania che stava cercando di evitare che la palla entrasse. E allora al 16° del secondo tempo passiamo in vantaggio. Ripartenza velocissima, efficace, sbilanciata alla retroguardia dei nostri avversari. Friuli Venezia Giulia 1, Campania 0. Altro recupero a centrocampo, Fabris, pretenzioso nello sperare che il pallone potesse raggiungere Crevatin in quella circostanza. Si riversa la Campania in attacco, colpita dal gol in contropiede del Fabbro, quindi soddisfazione per lui e anche, sono sicuro, per gli amici dell'Oltre che stanno seguendo questa partita. So che il direttore sportivo Battisti ci ha anche scritto ieri sera. Ebbene, evidentemente ha portato fortuna, perché Tommaso Del Fabbro ha realizzato il gol che al momento ci tiene in vantaggio sulla Campania nel quarto di finale della categoria allievi al 56° trofeo delle regioni in Trentino. Russo. Filosa, Muccio, sulla destra arriva a supporto Palumbo, il cui cross non viene sfruttato da Atanasio, ma che brivido. Per fortuna c'era Buffon attento, non è riuscito l'attaccante campano a dare potenza al suo tiro, al suo tocco. C'era anche fuori gioco evidentemente, perché è stato battuto un calcio di punizione. Ancora Del Fabbro, autore del gol del Friuli Venezia Giulia. Del Fabbro arriva quasi sul fondo, il suo cross è ribattuto da Iannuzzi. Abbiamo una rimessa laterale, siamo al 19° del secondo tempo, siamo in vantaggio per 1-0.
Mi ha appena scritto un messaggio Alessio Battistic, direttore, stai pur sicuro che ti diamo tutti i replay che vuoi a fine partita, sperando ovviamente di poter festeggiare un successo che ci garantirebbe il biglietto per le semifinali del Trofeo delle Regioni Allievi 2017, gol di Tommaso Del Fabbro. Per il momento siamo 1-0, ma ci sono ancora 20 minuti abbondanti più recupero da giocare in questo secondo tempo. E qui è ammonito Trevisan per il fallo ai danni del giocatore campano Antonio Junior Callone, classe 2000, numero 17, è entrato poco dopo il gol dello stesso Del Fabbro. Buccio sul punto di battuta. Un po' di discussioni al limite dell'area. Il signor Muser, il fischietto di Trento, ha il suo bel da fare per tenere a bada i giocatori. Il calcio di punizione di Muccio, poi tenta la rovesciata Ambrosio e poi il tiro a pallonetto deviato da Trevisan, credo fosse stato colui che ha messo il piedone lì. Tutto da rifare per il Friuli Venezia Giulia. Sì, era Trevisan. Il gol è proprio del giocatore neoentrato Callone, numero 17. Dopo pochi minuti in cui ci siamo goduti il gol del vantaggio di Del Fabbro, la Campania con un tiro sporco deviato da Trevisan arriva al pareggio e dunque al 21esimo. È Friuli Venezia Giulia 1, Campania 1, non ci voleva. Vediamo ora come i ragazzi di Furlano reagiscono a questo gol del pareggio con cui la Campania, che in vero non è che stesse facendo molto per meritarsi questo pari, ci ha raggiunti sull'1-1. Dobbiamo crederci. Ecco ancora Del Fabbro, Crevatin! Angola troppo il sinistro, è così che dobbiamo giocare. Facilmente o relativamente facilmente riusciamo ad arrivare in zona tiro. Dobbiamo essere più cattivi, più cinici, più determinati sotto porta, perché le possibilità ci sono ancora 20 minuti da giocare. Forza ragazzi, andiamo a prenderci questa semifinale nel campionato allievi. Altro fischio del signor Muser. Calcio di punizione già battuto, attenzione alla Campania, lavora un pallone sulla sinistra, Russo. Muccio, passano dai piedi del numero 4 tutti i palloni in attacco dei nostri avversari. Perde palla filosa, solita sventagliata a cercare Crevatin, sul quale però va in chiusura Francesco Gravina, altro giocatore appena entrato. Crevatin, spalle alla porta, mezzo a tre avversari, riesce a tenere il possesso palla, seppure poi sull'intervento di Esposito perde, anzi di Palumbo perde il controllo della boccia, è il nostro numero 10. 24esimo, 1-1. Ricordo anche
per tutti coloro che stiano in visione in diretta su Udinese TV oppure anche in diretta streaming sul sito www.udinese.tv, che nel caso in cui al 40° del secondo tempo o comunque al triplice fischio finale del signor Muser le squadre fossero ancora sul punteggio di parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente poi ai calci di rigore. Giuliani per la rimessa con le mani, va a cercare Del Fabbro, poi Del Fabbro commette fallo, no invece non c'era fallo, ma l'arbitro lascia la regola del vantaggio, ma vantaggio di cosa? Se da fallo di Del Fabbro non lo so. Fabris non riesce a infilarsi nel pertugio che aveva scelto. Filosa, il passaggio Ambrosio in avanti, Filosa invece cambia gioco a cercare Callone, arriva a supporto pure Gravina, che mette il pallone in area di rigore, spazza via Facca e poi perfezioniamo il disimpegno. Altro lancio verso Crevatin. Questi però sono lanci che Crevatin non riesce a gestire perché ormai la difesa della Campania ha capito i movimenti del nostro numero 10, è meglio arrivare sulla tre quarti palla al piede, come in questa circostanza, anche se poi commettiamo un altro fallo sulla palla persa. Quando avanziamo palla al piede siamo meno leggibili da parte della difesa e quindi possiamo mettere in difficoltà con maggiore efficacia i difensori campani rispetto a quello che riusciamo a combinare quando invece operiamo dei lanci lunghi dalla retroguardia. Sono facile preda dei centrali difensivi del mister Gazzaneo, il tecnico della formazione allievi della Campania. Qui non c'è nulla, non servono neanche le proteste dei tifosi avversari. Avanti con la palla verso Del Fabbro anticipato, come da preciso paradigma poco fa esposto. Rimessa con le mani per Giuliani. Carini si impegna in interdizione. Nunziante fa arrivare il pallone tra i piedi di Callone e poi è bravo Buffon a uscire sui piedi di Ambrosio, anche se poi il gioco è fermo perché ci sono problemi di crampi per Cestari. Entriamo nel 28° minuto del secondo tempo. Siamo passati in vantaggio con Del Fabbro attorno al quarto d'ora di gioco della ripresa, poi la Campania con un tiro sporco e deviato da un nostro difensore è pervenuta al pareggio. Penso di poter dire senza la possibilità di essere smentito, un pareggio abbastanza immeritato per i nostri avversari. Al di là del tifo per il Friuli Venezia Giulia, non credo che di offendere nessuno se dico che il pareggio della Campania è immeritato per quello che si è visto sul campo in termini di gioco prodotto e di occasioni da gol create dai nostri già nel primo tempo. Cambio per Friuli Venezia Giulia, esce Facca ed entra il numero 18 Giacomo Pertoldi. Era Facca il giocatore colto dai crampi e quindi non c'è stato, come detto prima, e quindi sarà Pertoldi ora a assumere il ruolo di difensore centrale accanto a Cestari davanti a Buffon per gli ultimi 12 minuti più recupero in questo quarto di finale della categoria allievi al 56esimo trofeo delle regioni 2017. Il rilancio di Buffon non benissimo
non benissimo il centrale difensivo campano Iannuzzi, ci regala una rimessa laterale. Giuliani, ci sarebbe Carlevaris lì che invoca il pallone, anche il movimento di Clarini, la palla è proprio per il numero 7, Giuliani opera un cross, esce di pugno addirittura Bisogno sulla testa di Crevatin. Cottiga, Fabris, questo è un altro fallo da ammonizione a palla lontana. Attanasio è andato giù duro sugli stinchi di Fabris, piuttosto dolorante il numero 13, il nostro centrocampista Daniele Fabris, gioca con il San Luigi, si rialza comunque seppur dolorante. Sul punto di battuta Capitan Carlevaris, mentre Cottiga e Giuliani si allontanano, resta in zona Fabris, arriva Crevatin. Passata anche la mezz'ora di gioco nel secondo tempo, Carlevaris la mette in mezzo, il pallone controllato dal portiere campano Luca Bisogno, che poi accelera i tempi di rinvio mettendo in moto i suoi avanti. Eravamo 1 contro 2, pericoloso per nostra fortuna, anche per l'efficace rientro in difesa da parte di Cestari. La Campania non ne ha approfittato, eravamo sbilanciati, situazione pericolosa. Carlevaris, un preziosismo in palleggio, fine a se stesso, esce Iannuzzi, palla al piede dalla fase difensiva, Campania in zona d'attacco, Nunziante rinvia su di lui, Fabris, bravo, riesce a respingere il primo attacco dei campani, poi un tiro alla Viva Lai Pobon, come dicono a Trieste, del numero 3 Carlo Russo. Pallone ampiamente fuori dallo specchio della porta di Buffon. Doppio cambio per Furlano, che richiama in panchina Clarini e manda sul terreno di gioco Clarini, e sono Clarini e Fabris, e entrano sul terreno di gioco Francioli e credo sia Parovel è lui. La pressione del Fabbro va a mettere in difficoltà Iannuzzi, bravo del Fabbro che guadagna un calcio, no, non è fallo questo? Resto perplesso, ripartenza della Campania. Allora è entrato il numero 3 Tiziano Candotti, eccolo qua, assieme a Francioli, quindi in campo Tiziano Candotti, centrocampista offensivo dell'Ancona, e Simone Francioli, gioca a Santa Croce con il Vesna al posto di Fabris e di Clarini. 7 minuti e mezzo più eventuale recupero al termine dei tempi regolamentari. Non so se siano più interessanti le disquisizioni tecnico-tattiche tra l'assistente di linea del signor Muser e i tifosi del Friuli Venezia Giulia, oppure il poco gioco che si sta sviluppando in campo. Problemi fisici per Iannuzzi, che uscirà
dal rettangolo di gioco per qualche istante. Così a occhio e croce, anzi a orecchio e croce, questo tifoso che ha urlato disonesto è di Trieste, sono quasi sicuro. Beh, che vada di Santa Croce, dai, ma non penso più in su. Quindi probabilmente potrebbe essere, che ne so, un parente di Franzoli o un amico di Franzoli. Sto così sparando commenti un po' a caso perché sta succedendo ben poco, se non nulla, sul rettangolo di gioco. Siamo arrivati ormai al 35esimo del secondo tempo, 4 minuti più recupero al termine dei regolamentari ed è sempre 1-1 il punteggio tra Friuli Venezia Giulia e Campania nel quarto di finale della categoria allievi al 56esimo trofeo delle regioni. Si gioca in Trentino. Muccio mette ordine alla manovra della Campania. Filosa, poi Russo arriva sul porto sulla sinistra. C'è Zuliani che assicura copertura. Il cross di Russo, debole, controllato facilmente da Luca Buffon. Altro cambio per Furlano, che richiama in panchina l'autore del nostro gol del Fabbro, e manda in campo Andrea Cocolet, attaccante del Charlis Muzzane. Stesso ruolo, anche Cocolet andrà in attacco, inquadrato anche Matteo 800, collaboratore di Andrea Furlano, che funge da assistente di linea in questa circostanza, questa partita. Carlevaris, eccolo Cocoletti in possesso di palla, raddoppiato il giocatore con numero 8, guadagna una rimessa laterale, se ne incarica Zuliani, quando ormai stiamo per entrare nel minuto numero 37 del secondo tempo, sempre 1-1, spira anche un forte vento trasversale, come si può notare dalla bandiera che si muove lì nei pressi della tribuna nella quale sono seduti i nostri supporters. Bertoldi spedisce un pallone dalle parti di Cocolet, Carlevaris la tiene lì, poi è bravo Attanasio a far ripartire la Campania. Filosa, Ambrosio con Bertoldi che mette il pallone in calcio d'angolo, evitando guai peggiori. Qui forse poteva anche accompagnare l'avversario verso la linea di fondo Bertoldi, lì Ambrosio o sterzava e rientrava verso il centro, oppure d'inerzia sarebbe arrivato da solo sul fondo. Calcio d'angolo, sul quale comunque proviamo a liberare. Iniziante si mette la palla sul destro, fa partire la Berta, no! Al secondo tiro in porta la Campania passa in vantaggio. Qui probabilmente Buffon non ha visto partire il pallone, è arrivato un po' in ritardo, la palla è sbattuta sotto il fianco del nostro portiere, rimbalzando poi verso la rete, e quindi ribadisco, al secondo tiro in porta la Campania passa in vantaggio. Friuli Venezia Giulia 1, Campania 2. Forza ragazzi, ci sono ancora 2 minuti e 2 minuti più recupero, ce la possiamo ancora fare. Bisogna crederci però, la stanchezza è tanta. Però l'opportunità di giocare un torneo delle regioni è unica, bisogna sfruttarla fino in fondo.
Bertoldi, Cestari, in avanti a cercare Crevatin, poi attacca lo spazio anche Cocolet, generoso, appena entrato e fresco l'attaccante del Cercis Muzzane. Abbiamo il calcio d'angolo perché proprio prima che Crevatin entrasse in possesso palla un difensore della Campania aveva allungato il pallone. Movimento, siamo tutti in area di rigore, tutti i saltatori, il cross di Crevatin, esce di pugno Bisogno e gli viene fischiato anche un fallo a favore, però Bisogno si è scontrato con un suo giocatore, mica con uno dei nostri. L'arbitro però, anche per verificare le condizioni del portiere, che ovviamente adesso sarà in fin di vita almeno per almeno un minuto e mezzo, ha preso un colpo sul fianco sinistro Luca Bisogno, estremo difensore della Cavese. C'è anche un altro giocatore della Campania disteso lì davanti allo specchio della porta dei nostri avversari. Già festeggiano i giocatori di Gazzaneo. Intanto si rialza Palumbo e ovviamente si rialza anche Luca Bisogno. Io non metto in dubbio che siano infortuni anche dolorosi questi, Quello che mi limito ad osservare è che se fosse capitato nel primo tempo, Bisogno si rialzava dopo 10 secondi. Siccome siamo a tempo scaduto, è rimasto lì 2 minuti per le terre e adesso vediamo quanto fa recuperare il signor Muser, mentre c'è un altro cambio per Furlano. Il nostro cameraman devia la telecamera verso la porta, per cui non sono in grado di capire cosa stia succedendo a centrocampo. No, il cambio non c'è, o se c'è non siamo stati in grado di... No, è ancora lì il giocatore, quindi probabilmente avverrà ora la prima pausa utile. Occhio alla ripartenza della Campania. In area di rigore i nostri avversari. Buono il lavoro in copertura di Trevisan, anche se poi la Campania adesso ovviamente sulle ali dell'entusiasmo del vantaggio appena garantitosi riesce a essere più frizzante, più attiva sul pallone. Il cross di Muccio controllato da Buffon. Cardevalis centralmente su Candotti, trascinato per le terre. Eccolo il cambio, esce Cottiga ed entra Parovel. Furlano ha in canna un altro cambio. Allora in area, ma Bisogno a questo punto salta come Plastic Man al terzo piano per abbrancare il pallone e disinnescare così l'azione offensiva del Friuli Venezia Giulia. 2 minuti e mezzo quasi di recupero già passati, ce ne saranno almeno 4. Qui è un gioco pericoloso di Francioli che regala un calcio di punizione alla Campania, mentre entra anche Pasqualetto al posto di Trevisan. Fischia l'arbitro, calcio di punizione battuto verso Nunziante, autore del secondo gol della Campania. Nunziante ha un discreto spunto, è entrato anche Anconettani nel Friuli Venezia Giulia ed è un altro fischio del signor Muse che blocca la nostra ripartenza.
3 minuti e mezzo giocati nel recupero. Occhio Nunziante in area di rigore, Nunziante respinge il pallone Buffon. Poi resta in pressione la Campania con il tentativo di Attanasio, si alza un campanile che Buffon blocca e fa ripartire subito Friuli Venezia Giulia. Pallone nella zona di competenza di Crevatin, sul quale va in copertura Gravina. La rimessa è per noi, no, è per loro. Eh sì, per forza, il pallone era stato tirato direttamente in fallo laterale dal nostro portiere. Crevatin insiste. 4 minuti e mezzo di recupero, ce ne saranno almeno allora 5, per cui ottime opportunità per i nostri per arrivare al pareggio, che significherebbe tempi supplementari. Il tempo stringe, si rialza Cestari, forza ragazzi, crediamoci, manca poco ma l'opportunità c'è, sono stanchissimi i giocatori di Furlano. Muccio, Calone, la pressione di Pasqualetto mette il pallone in fallo laterale. Ambrosio sfugge via in mezzo a 2 giocatori del Friuli Venezia Giulia, poi chiudiamo e ripartiamo. Opportunità per noi. Non aggiunto dal pallone Anconettani. Dai ragazzi, avanziamo a pieno organico, ormai non c'è niente da perdere, ma tutto da guadagnare. Altra palla persa. Spinta in avanti, Zuliani ad ampie falcate, mette un pallone al centro. Questo forse era fallo subito da Anconettani. Il signor Muser lascia correre e Calone invece subisce il fallo di Candotti. Adesso Calone è stato colpito agli stinchi, si tiene la faccia. Strano che non chieda il soccorso dei sanitari. Calcio di punizione per la Campania con Attanasio sul punto di battuta. E la partita purtroppo finisce qui dopo 6 minuti abbondanti di recupero. Il Friuli Venezia Giulia lascia il trofeo delle regioni come già l'anno scorso nella categoria allievi ai quarti di finale. Oggi ci ha battuto la Campania, che ha fatto 2 gol con 2 veri tiri in porta. Anzi no, il primo non era neanche un tiro in porta, è stato deviato dal nostro difensore. Ma poco cambia, purtroppo tutte le nostre selezioni rientrano in Friuli Venezia Giulia. Voglio fare comunque i complimenti e spendere parole d'elogio per i nostri ragazzi. Oggi parlo degli allievi che ci hanno regalato emozioni incredibili, indicibili. Il 6-1 sul Veneto, la vittoria nel girone di qualificazione contro avversari come Veneto, Toscana e Sicilia. E poi anche oggi, fino al gol del Fabbro, avevamo meritato di essere in vantaggio, giocando bene, una prestazione convincente. Purtroppo la Campania ha approfittato di 2 situazioni. La legge del calcio però è che vince chi la butta dentro e la Campania ha realizzato 2 gol, guadagnandosi l'accesso alle semifinali del trofeo allievi. Grazie a tutti per averci seguito, faremo le nostre considerazioni e soprattutto ascolteremo le considerazioni dei protagonisti del trofeo delle regioni nei prossimi giorni su Udinese TV. Grazie a Francesco Snidero per la regia, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sia sul digitale terrestre sia in diretta streaming sul sito www.udinese.tv. Dal Trentino purtroppo chiudiamo definitivamente il collegamento. In bocca al lupo a coloro che andranno a giocarsi la vittoria del 56esimo trofeo delle regioni. Noi torniamo a casa. Grazie a tutti, buona Pasqua, buon calcio a tutti, a risentirci.